buonasera, benvenuti a questa 22esima Note su Note, rassegna corale che ogni anno ormai da appunto 22 anni riempie questa palestra delle note, dei cori che arrivano un po' dalla nostra regione ma anche dall'estero. Quest'anno in particolare abbiamo gli amici che arrivano da Treffen, dopo avremo modo di salutarli in maniera più adeguata. Abbiamo iniziato come di consueto con il gruppo polifonico caprivese diretto dalla maestra Lorella Grion, a cui vi invito a fare un applauso. È proprio il segno della musica così che si apre al mondo e che ci aiuta a superare ogni barriera. Abbiamo cominciato con questo canto ebraico, un canto di speranza, un canto di auguri, un canto di fratellanza. Il secondo brano che ci fanno ascoltare i nostri ospitanti del gruppo polifonico caprivese è invece un tango arrangiato da Emilio Dublan, che è L'ultimo caffè, che è una canzone un pochino più malinconica perché appunto parla dell'ultimo caffè che l'uomo offre alla donna amata che lo ha abbandonato. E poi avremo Donio Ubensa, un brano argentino nell'arrangiamento di Liliana Cangiano, che anche questo invece è un brano d'amore, e quindi così giustamente mi sembra che questa rassegna Note su Note a questo voglia essere dedicata, all'amore e al fatto di stare insieme e poter così godere delle note su note che riempiono la nostra palestra. Vuelve nell'autunno attardecerà.
Capridese.